l'agricoltore era in mezzo delle operazioni culturali nel proprio campo e questo esemplare gli ha girato attorno al mezzo agricolo, andando anche un po' ad annusare nella zona dei piedi, ecco, dell'agricoltore. Poi ha preso e se n'è andato. L'ultimo incontro ravvicinato di prima mattina tra Guizza e San Giorgio a San Polo di Piave, con il comune che subito ha diramato un'allerta attraverso i propri canali. Appunto l'animale si è allontanato in autonomia, l'agricoltore poi è venuto subito ad avvisare di quanto era accaduto e da lì sono state avvisate le forze dell'ordine e la polizia provinciale. Per San Polo si tratta del primo passaggio documentato del lupo, anche questo non un dettaglio. L'esemplare apparso in buono stato non sarebbe quello zoppo, per intenderci. Il primo avvistamento a San Polo di Piave, nei giorni scorsi si erano sentiti avvistamenti nelle aree limitrofe tra Stabiuzzo di Cimadolmo e Roncadelle di Ormelle. Questa è la prima volta che esce, tra virgolette, un po' dalla zona golenale ed entra verso la parte più residenziale. Intanto c'è attesa per l'incontro promosso in prefettura e richiesto dal comune di Spresiano, territorio dove negli ultimi giorni si è registrata anche l'aggressione ai danni di un cagnolino nel giardino di una casa. Sullo sfondo le sperimentazioni avviate nel Bellunese e la scorsa settimana in alcuni comuni del Vicentino con la possibilità di allontanare i lupi mediante pallini di gomma. Si tratta di capire se nella Marca, in particolare lungo il Piave, si farà altrettanto. Allo stato attuale non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari in giro, se uno, due o più. Di certo i sindaci chiedono una soluzione unitaria. Attualmente il lupo a livello europeo ha un grado di protezione pressoché totale. È chiaro che però quando la situazione diventa preoccupante ai limiti del pericolo, anzi pericolosa, bisogna intervenire. Allora sono d'accordo, va tolto questo grado di protezione, che questo non deve significare, attenzione perché lo vogliamo chiarire, perché poi si vedono i commenti sui social, no? Gli estremisti in un modo o nell'altro. Questo non significa che tutti si devono armare e partire alla caccia dei lupi. No, significa che è una specie che va gestita e possiamo gestirla noi che abbiamo il problema in casa, questo è.